Rieccoci cari amici al nostro classico oramai appuntamento con la terza pagina, l'Elzeviro della cultura, offertovi da questa emittente che si preoccupa di informarvi quotidianamente su quello che succede nel vostro territorio. Il nostro lavoro è rappresentare con i sensi della cultura che l'informazione locale non è seconda a nessuno, sia dal punto di vista della qualità delle produzioni e, ancora più importante, dal punto di vista della diffusione nel territorio, cioè del servizio che questa impresa dà ai suoi spettatori. È importante soprattutto fare questo in un momento come l'attuale, allorquando le autorità politiche devono avere la percezione di chi siamo e di come lavoriamo. E da questo punto di vista è corretto dare loro i sensi della differenza in termini di qualità del lavoro delle emittenti locali, tutte. Ecco il senso di contribuire con la cultura a dare il giusto valore anche alle imprese che vi tengono puntualmente informati su quello che succede nel vostro ambito. L'informazione locale ha gli stessi identici diritti di esistere di quella nazionale. Ebbene, siamo all'appuntamento di questa puntata. Per questo vi riproponiamo dallo Schiaccianoci il Valzer dei Fiori, ovvero dalla Suite Opera 71 dello Schiaccianoci. Seguirà il concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 35 con quel magnifico talento di Paolo Tagliamento come solista. E per finire un brano che ci elettrizzerà tutti, Capriccio italiano opera 45. A dirigere un grande maestro armeno che ora vive in Romania, Vran Cifcean. Buon ascolto.
di Fritz Kreisler in imperiale austriaco su un tema di Franz Joseph Haydn.
Di Tchaikovsky abbiamo ascoltato il Valzer dei Fiori dallo Schiaccianoci, dopodiché il concerto per violino e orchestra opera 35 con solista Paolo Tagliamento e per finire Capriccio Italiano opera 45. Il tutto dai solisti di Radio Veneto 1 nella versione orchestra filarmonica, diretti da un grande maestro, orgogliosamente armeno, anche se ora vive in Romania, Vran Cifcean. Grazie dell'ascolto, al prossimo appuntamento che sarà un'altra grande replica. A risentirci.